Il mare del Tigullio torna a fare notizia, questa volta però in tono positivo. Nonostante le avversità meteorologiche dei giorni scorsi, il Comitato Circoli Velici del Tigullio è riuscito a organizzare la 43esima edizione del campionato invernale Golfo del Tigullio. Noi siamo pronti per partire, abbiamo già raggiunto un numero notevolissimo di iscritti, le 50 barche contiamo ancora di metterle assieme. Sabato e domenica le prime due manche della competizione che si snoderà nell'arco di 4 fine settimana. Le iscrizioni hanno già raggiunto un buon numero, si tratta per lo più di imbarcazioni da diporto, alcune di dimensioni significative. In particolare ce n'è una, è un 552 piedi, una barca che si è salvata per fortuna perché il suo porto abituale d'ormeggio è il porto di Rapallo, ma in quella fase era a La Spezia per lavori. Dallo sport giungono quindi i primi segni di ripresa in una Liguria letteralmente falcidiata dalla mareggiata, con danni ingentissimi alle imbarcazioni. Un dato che non è sfuggito al CONI regionale, che si fa parte diligente delle necessità del territorio. Quando ci sono dei danni, per rimettere a posto le cose ci vogliono due cose: la risorsa umana, e questa c'è, e i soldi, e questo bisogna trovarli. Io come CONI ho scritto a tutte le federazioni che sono coinvolte, mandando loro un modulo perché vorrei avere un quadro il più preciso possibile di tutti i danni che ha tutta la Liguria e quantificarli. Bisogna trovare le risorse, ma ripeto, quello che mi dà speranza è che c'è la risorsa umana, e difatti vedete che il campionato invernale del Tigullio si fa perché le risorse umane hanno detto si fa e si va avanti.